Va ora in onda la rassegna stampa. Mi passi lo sciroppo alla bava di lumaca, perché qui è reflusso a gogo, ragazzi. Sui giornali di quest'oggi, ragazzi, Acerbis oggi veramente fai i soldi a palate, reflusso ovunque, mamma mia. Beh, per fortuna Repubblica parla del piano del governo per le imprese, i fondi del PNRR, rivedere gli aiuti di Stato. Vedi che arriva qualche idea. Però Repubblica mette in pagina l'intervista di Renzi, una Caporetto per l'Unione. Giorgia pensa alle sue copertine e intanto qui saltano le imprese. Cosa c'è di vero in tutto ciò? Signore e signori, buongiorno, senza filtri né censure, eccolo qua, il Semivarin. Non abbiamo sponsor occulti, assolutamente no, ma ci mancherebbe altro. Siamo noi veri, siamo noi genuini come l'olio Acerbis, siamo noi, siamo vivi anche oggi, è importante. Radio Libertà, come state? Sì. No, e stavo commentando con i nostri registi, Simone 1, Simone 2, giustamente, e quello che i giornali oggi raccontano, e l'Europa ci sta un po' ripensando, cioè sembrava fosse un successo questa roba qui dei dazi, e invece adesso dice, boh, insomma, mi pare una strunzata. Vediamo un po' i titoli di quest'oggi. Intesa sui dazi, l'Europa si spacca, il Corriere. Rivolta contro i dazi, Repubblica. Rivolta dazi, Italia isolata, La Stampa. Ha vinto lui, il resto del Carlino. L'Europa colonia USA, Ursula mollata da tutti, il Fatto Quotidiano. Il Messaggero titola Dazi, il piano per le imprese. La Verità, gli eurofanatici scoprono che l'Unione è una ciofeca. Il Giornale, Dazi piano salva imprese. Libero, il vero dazio è la sinistra. Il Tempo invece prosegue la sua inchiesta, volano le toghe. La mail del Tempo sull'ANM scatena la rissa tra toghe rosse e non. Ci sono anche quelle non rosse. Così avete svuotato le casse sociali e spunta il blitz fallito per approvare il bilancio con voto segreto e nascondere il buco da 590 milioni. Ora il caso finisce in Parlamento. Ma noi giriamo subito quotidiano, andiamo su Sole 24 Ore. Dazi, dalle imprese UE critiche all'intesa. Orsini, ora piano industriale straordinario. Orsini intervistato anche, mi pare, da Repubblica o dalla Stampa, tra poco vedremo. Il Domani, l'Unione Europea in ginocchio, giorno buio, flop Meloni, la manovra fa paura. Il Riformista mette l'immagine della von der Leyen e niente panico. Europeisti e 5 Stelle insorgono contro von der Leyen per i dazi al 15%, ma il catastrofismo fa il gioco di Trump. L'Unione Europea ha le carte per resistere. Il Manifesto, esistenza passiva. L'Europa si sveglia con le ossa rotte all'indomani dell'opaco accordo scozzese sui dazi al 15% e sugli acquisti di gas e armi estorti da Trump a von der Leyen. Un danno considerevole per la Germania, una sottomissione per la Francia, ma per l'Italia è sostenibile. Chiaramente, non ve l'ho detto, cari nuovi ascoltatori, potete già commentare quanto vi sto leggendo inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659, perché ogni mezz'oretta leggiamo ciò che i nostri ascoltatori ci dicono e giustamente magari anche ci rimproverate di non leggere questo o quell'altro quotidiano, ci invitate a non leggere questo o quell'altro, e io cerco di leggerveli tutti quanti. L'unità Occidente, game over, resta solo l'America coi suoi vassalli, la capitolazione dell'Europa sui dazi.
Qualcuno ricorderà, noi abbiamo un'astrologa che sentiamo un mesetto più o meno, e insomma Deborah Bellotti, signora delle stelle, ste cose ce le ha dette tempo fa. La capitolazione dell'Europa, cosa resterà dell'Europa? Il Mattino di Napoli, effetto dazi, piano per le imprese. Il Secolo d'Italia, un po' più ottimista, si fa per dire, sinistra volta dogana. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire sinistra volta dogana? Sui dazi attacca Meloni e dimentica la sua Ursula. È vero, è Ursula, l'hanno voluta loro. Ma non erano europeisti convinti? Questa è l'apertura del Secolo d'Italia. Sinistra volta dogana. Persino sul Corriere del Ticino, dazi all'Unione Europea, brutto segnale per l'economia svizzera. Ragazzi, se lo scrive persino il Corriere del Ticino, siamo veramente fritti. Scherzi a parte, facciamo anche un giro sui giornali sardi, perché per la Sardegna sono giorni terribili. Avete sentito quello che è successo a sud, una costa bellissima completamente bruciata, incendi, Sardegna sotto attacco, a Villa Simius la conta dei danni, il sindaco, i colpevoli devono pagare, alimentati dal maestrale oltre 40 i roghi, paura, devastazione e rabbia in tutta l'isola. Così l'Unione Sarda. In prima pagina anche la nuova Sardegna, incendi, isola devastata, in fuga dalle fiamme. A Orosei evacuate centinaia di persone, un ferito a Osilo. Villa Simius, trovati gli inneschi. E la foto naturalmente della devastazione sulla bellissima costa e decine e decine di auto che sono rimaste lì e sono bruciate. Moliamo la Sardegna, entriamo certamente nel particolare e andiamo subito a vedere la prima pagina del Corriere. Perché? Perché il Corriere è quello che, a parte il caffè di Massimo Gramellini, che non me l'aspettavo, ragazzi, prende in giro la von der Leyen, e sta veramente cambiando il mondo, sta cambiando il mondo. Il caffè di Massimo Gramellini titola Ursula vien dal mare. Battutina che non dicono più neanche i bambini delle elementari, ce la dicevamo, ma quando? Anni or sono, non mi ricordo più neanche quando. No, il Corriere è quello che mette più in prima pagina una notizia che è comunque anche da prima pagina, ci sono richiami un po' dappertutto, con approfondimenti, copia e incolla, e ancora non si è cominciata a commentare più di tanto questa notizia. È una notizia comunque grave, che non deve accadere, ma che è lo specchio anche di una realtà che qui su queste frequenze stiamo commentando da settimane, se non da mesi. Cosa è successo nell'autogrill di Lainate, quello che costa tanto? Io ci passo davanti tutti i giorni per andare verso casa, verso Varese, verso Busto Arsizio, verso Cassano Magnago, dove abito, e c'è l'autogrill di qua, l'autogrill di là, c'è quello con il Vulcano, c'è quello che hanno prezzi esorbitanti, sono quelli dove la benzina costa tantissimo, addirittura erano andati nei TG, e d'altronde lui diceva insomma dobbiamo aver bisogno di soldi, vabbè, non c'entra niente. Insulti shock in autogrill a papà e bambino ebrei, c'è un clima di odio. Cos'è successo? Una famiglia di ebrei francesi aggredita e insultata in un'area di sosta sulla Milano Laghi. Qua non siamo a Gaza, assassini! Le urla contro padre e figlioletto che indossavano entrambi la kippah. Il genitore è stato anche buttato a terra, strattonato, colpito fino a rompergli gli occhiali. Il fatto risale a domenica pomeriggio all'altezza di Lainate. Palestina libera è il primo slogan lanciato, e di nuovo il grido assassini, andrete all'inferno prima o poi. Mi sono difeso come ho potuto, racconta Eli. Erano una quindicina, tra loro c'erano musulmani, mi hanno parlato in arabo. Indaga la Digos, ignobile,
il commento di La Russa. Il Corriere lo mette proprio in primissima pagina e all'interno mette 2 paginoni addirittura. È il giornale che dà più spazio a questa bruttissima notizia, che però ribadisco è lo specchio. Sì, mi dicono è passato il treno delle 9:15 dalla regia, ci avremo 9 minuti di Europarlamento, ringrazio, e direi che a questo punto proseguo, quando mancano 9 minuti alle 9 lo mandiamo in onda, perfetto, grazie ai nostri registi. Vi stavo dicendo, ragazzi, 2 interi paginoni che riflettono quale momento stiamo vivendo, chi sono quelli che gridano dietro agli ebrei. Sono antisemitisti, quella gente lì, gli stessi che poi gridano fascisti a noi? Attenzione, e vi chiedo subito chiaramente un pensiero al 340 67 09 659 e io vado subito a pagina 12 del Corriere. Turisti ebrei insultati in autogrill, assassini tornate a casa vostra, che c'è qualcosa di molto grave che sta montando. Non ho capito se arriva dalla Francia, dove in Francia hanno deciso di riconoscere quella terra, la Palestina. Non capisco se sono gli immigrati, quelli che vivono in Francia, che hanno una specie di odio verso l'Occidente e verso chi dà una mano a Israele, o cos'altro. Palestina libera, qui non è Gaza, qui siamo in Italia, assassini, ancora andate all'inferno prima o poi. Il video shock dura poco più di un minuto. Eli, 52enne francese di religione ebraica, registra tutto con il cellulare. È in un autogrill a una ventina di chilometri a nord di Milano, sta rientrando dopo una gita sul Lago Maggiore con il figlio di 6 anni, indossano la kippah che attira l'attenzione di altri viaggiatori. Piano piano intorno a papà e bimbo si raduna un gruppetto. Arrivano una decina, le minacce si sommano. Il 52enne continua a riprendere, poi scende qualche scalino verso il bagno, ma è solo l'inizio, lo aspettano fuori. Sempre gli stessi cercano di fargli cancellare il video. Lui resiste ma viene aggredito di nuovo, cade a terra, lo colpiscono con calci e pugni. Sono le 20:30 di domenica, autogrill Villoresi Ovest, appena oltre Rho, sull'autostrada dei Laghi, e lì sta tornando verso Milano, dove vive la figlia maggiore che viaggia su una seconda auto guidata dal marito, una gita domenicale in famiglia. Poi nei programmi del 52enne c'è di tornare in Francia. Abita nella periferia sud di Parigi e lì però si ferma nell'area di servizio all'altezza di Lainate, con lui il figlio più piccolo di 6 anni, lo accompagna in bagno, che nella struttura è interrato. Conosciamo molto bene tutti quanti quell'area di servizio, noi che facciamo la spola avanti e indietro da Milano, o almeno ci prova. Appena iniziano a scendere i primi gradini, qualcuno si accorge di loro. Entrambi infatti indossano la kippah, il copricapo tipico dei fedeli di religione ebraica. E lì estrae il telefono, immortala quegli istanti che da ieri mattina sono rimbalzati in rete e sui social, tirandosi dietro un'ondata di commenti e di sdegno. Tra i primi a diffonderlo i rappresentanti della comunità ebraica milanese, come Davide Romano, presidente del Museo della Brigata Ebraica. L'antisemitismo è in forte crescita nel nostro paese, perché lo slogan Free Palestine è sempre più dietro a ogni aggressione e attentato antisemita. Lo sto chiedendo a voi, ragazzi, 340 67 09 659. Cosa vuole questa gente? Il post su alcune pagine ha raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni. I commenti: è così spaventoso, le persone non imparano dalla storia, sono italiana e sono con Israele. Già all'ingresso le vittime vengono adocchiate e seguite. Il video poi è chiaro, un video che personalmente non ho ancora visto in rete, non so se è già spuntato in queste ore. Il Corriere comunque mette chiari dei fotogrammi, chi fa le corna, chi indica.
Dopo qualche botta e risposta, tra viaggiatori in fila ai banconi alle casse iniziano le minacce. Il 52enne prova a ripararsi in bagno, peraltro il motivo della sosta, ma nulla da fare. Un uomo con una tazzina di caffè in mano gli si fa addosso, ripete: andate a casa vostra, assassini. Qualcun altro dietro di lui fa le corna. Il bimbo con la chippa bianca è pietrificato. E lì sotto shock risale in macchina e va a casa della figlia. Denuncia l'aggressione alla postrada di Busto Arsizio, spiegando che si sono scagliati contro di me per farmi cancellare il video. E va avanti l'articolo con il giurista intervistato da Alessandra Rachi. C'è un clima di odio diffuso, non difendono la Palestina, sono contro il popolo ebraico. Sacerdoti, Netanyahu sbaglia, ma questa è solo violenza. Il Corriere intervista Giorgio Sacerdoti, giurista di fama internazionale, presidente del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Ha visto il video della famiglia di ebrei francesi insultata in un autogrill, una vergogna. Queste persone credono di fare i patrioti in difesa della Palestina. Purtroppo, oltre che violenti, sono anche profondamente ignoranti. Da quello che ho visto e sentito nel video che sta girando molto nelle chat e nei siti, quella famiglia ebrea parlava francese. Intende dunque che nulla hanno a che fare con Israele? Già, e non si può che dire dunque che ci troviamo di fronte a un'aggressione antisemita di persone che usano Gaza per attaccare il popolo ebraico. La preoccupa quello che è successo? Molto, mi sembra che sia un clima diffuso, non un singolo episodio. Poi c'è un'altra cosa che mi preoccupa, non vorrei sbagliarmi, ma sempre da quello che ho sentito nel video mi sembra che uno dei ragazzi parla francese con un accento arabo. Erano in tanti quelli che hanno partecipato all'aggressione, erano partiti in pochi, poi mi sembra che piano piano si siano aggiunti altri avventori, vigliacchi oltre che il resto. Gridavano contro un cittadino inerme, reo solo di portare un copricapo ebraico. Certo che c'è da preoccuparsi. Gli aggressori rivendicano di farlo per la causa palestinese, risponde Sacerdoti. Quegli avventori non si sono messi dalla parte dei palestinesi, ma contro il popolo ebreo tutto. Con una veemenza orribile hanno seguito quel signore francese anche mentre andava alla toilette. Prosegue l'intervista, la trovate oggi sul quotidiano Il Corriere. Chiaramente chiedo a voi un giudizio su questo avvenimento che ha fatto capolino un po' a sorpresa questa mattina su tutti i giornali. Pochi ancora i commenti. Certamente è importante capire che cosa sta succedendo, perché il Corriere gli dedica parecchi paginoni. Ci fermiamo qualche minuto, il Qui Parlamento, ci ritroviamo alle 9. Qui Parlamento. Grazie Presidente, signori colleghi senatori, signori sottosegretari. Prendo la parola oggi per esprimere con chiarezza e determinazione il pieno sostegno del mio gruppo parlamentare, la Lega, al decreto in oggetto. È un provvedimento necessario, responsabile e anche coraggioso. È il segno concreto che questo governo non si gira dall'altra parte quando si tratta di affrontare una delle più complesse vertenze industriali del nostro Paese. Eppure il primo concetto che vorrei chiarire è che sull'ex Ilva non accettiamo lezioni dalla sinistra. Tralascio la proposta dei 5 Stelle di trasformare l'ex Ilva in un allevamento di cozze pelose, perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa e quindi glisso sulle proposte fatte dal Movimento 5 Stelle. Ma non accettiamo ditini alzati da quanti hanno praticamente distrutto l'azienda, consegnandola a una gestione scellerata. Scelte che hanno compromesso il futuro dell'industria siderurgica italiana e oggi pretenderebbero anche di dare lezioni a questo governo. La rescissione del contratto con lo Stato italiano da parte di ArcelorMittal, il gruppo siderurgico che avrebbe garantito la sopravvivenza di Ilva,
è l'esito di un atteggiamento autolesionista del governo precedente di centrosinistra italiano, ma soprattutto del Movimento 5 Stelle, che continua a perseguire un programma di deindustrializzazione che vorrebbe distruggere l'economia italiana. Nel marzo del 2020 il governo Conte 2, PD Movimento 5 Stelle, avviò una trattativa disastrosa con ArcelorMittal che portò alla nascita di Acciaierie d'Italia con l'ingresso di Invitalia al 38%, un ingresso di un socio pubblico senza poteri, che non poteva parlare e che lasciava la governance di fatto nelle mani del socio privato. Un privato che nel frattempo si disimpegnava e non metteva più un euro nell'azienda, mentre il pubblico continuava a pagare senza poter controllare e dire nulla. L'esperienza della presenza pubblica nell'ex Ilva voluto dalla sinistra è stata a dir poco disastrosa. Stiamo tentando di fare carta straccia di quell'accordo scandaloso con un intervento drastico che segni finalmente una svolta netta rispetto alle vicende per nulla esaltanti degli ultimi 10 anni. E a questo proposito vale la pena fare un minimo di storia. Quando nel 1995 la famiglia Riva fu invitata ad acquistare l'ex Ilva, lo stabilimento perdeva 4 miliardi di lire all'anno. La nuova proprietà dal 95 al 2012 effettuò investimenti per 4,5 miliardi di euro, di cui 1,2 per misure di carattere ambientale. Queste operazioni sono state confermate da una sentenza del 2019 del Tribunale di Milano in primo grado in appello nel procedimento per il reato di bancarotta fraudolenta nei confronti dei fratelli Riva, che poi furono pure assolti. Lo stabilimento ex Ilva di Taranto non viveva una crisi né produttiva né di mercato, non era un'impresa avviata al fallimento. Se vogliamo dare un nome a quella vicenda, come ho già avuto modo, potremmo coniare una nuova fattispecie di reato: procurato disastro industriale, perché quell'impianto è stato coscientemente, predetitamente e del tutto volontariamente pugnalato da una congiura su mandato delle lobby ambientaliste e d'intesa con ben individuate istituzioni e forze politiche locali e nazionali. Quindi una sorta di falso allarme sollecitato dall'emotività irrazionale alimentata dagli ambientalisti e da alcune ricostruzioni giornalistiche alquanto ardite. Va ricordato che una volta espropriati i Riva dai magistrati pugliesi, i governi Renzi e Gentiloni avrebbero dovuto trovare un nuovo partner affidabile per proseguire l'attività e garantire il risanamento ambientale. Nel 2017 il ministro dello sviluppo diede il via libera all'offerta di ArcelorMittal, scartando quella della cordata Arvedi-Jindal. Furono sufficienti neanche 2 anni per accertare l'indisponibilità indiana a farsi carico delle incombenze. Secondo il punto di vista di una sinistra ormai fin troppo franata in considerazioni che sanno veramente di vecchio, quando c'è una crisi lo Stato deve fare l'economia. Noi la pensiamo in maniera completamente opposta. Quando c'è una crisi lo Stato ha il dovere di mettere in condizioni le imprese di fare economia, e la differenza non è un dettaglio. Se all'opposizione dà fastidio la tutela dell'interesse nazionale dell'Italia, se ne facciano una ragione, perché questo invece è il nostro solo obiettivo: evitare le paralisi delle aziende di interesse strategico nazionale, e lavoriamo su questo. Lavoriamo perché non ci siano perdite posti di lavoro. In Italia in qualche modo un'ideologia anti-industriale è sempre esistita e diffusa in varie aree geografiche e sociali, ha favorito una stagnazione economica decennale e a sua volta quella stagnazione ha rafforzato la suddetta ideologia. Oggi siamo su tutt'altra lunghezza d'onda. Come Lega da sempre siamo dalla parte di bottegai, commercianti, imprenditori, industriali che ancora intraprendono e per noi restano i veri eroi di questo paese. Il nostro obiettivo è, in un'ottica di rilancio della politica industriale, far rientrare tutte quelle imprese italiane che hanno dovuto fare di necessità virtù e produrre all'estero. Non stiamo parlando solo di Taranto, di Puglia o del Sud, stiamo parlando di una questione nazionale che tocca l'autonomia industriale italiana, la nostra capacità di produrre acciaio e quindi infrastrutture, automobili, edilizia e difesa, tutti i settori strategici. Il governo ha avuto il coraggio di prendersi la responsabilità politica di salvare l'acciaieria, tutelare oltre 10.000 famiglie, garantire la continuità produttiva e l'occupazione e al tempo stesso programmare la bonifica e la transizione ecologica dell'impianto.
La sopravvivenza di Acciaierie d'Italia è una questione di sicurezza nazionale per diverse ragioni, ma soprattutto perché l'ex Ilva di Taranto è l'unico stabilimento a ciclo integrale in Italia capace cioè di produrre acciaio primario ricavato dal minerale di ferro. A chi dice che questo, e l'ho sentito spesso prima dalle opposizioni, è l'ennesimo decreto salva Ilva, rispondo con una domanda semplice: e qual è l'alternativa? La chiusura, il fallimento, la desertificazione industriale? La Lega dice no. Il decreto non si limita a salvare l'impianto, prevede 80 milioni di euro per le bonifiche ambientali e un piano concreto per la decarbonizzazione degli impianti entro 7-8 anni. Questo è un equilibrio difficile, lavorare per la sostenibilità ambientale senza distruggere l'industria italiana. La Lega è favorevole a una transizione ecologica realistica, non ideologica. Ho sentito prima dal collega dei 5 Stelle e rispondo per suo tramite, Presidente. I forni elettrici e i processi più puliti si possono fare, ma servono tempo, risorse e progettualità. Questo decreto mette le basi con serietà. L'intento è favorire una decarbonizzazione senza interrompere la produzione, proteggendo famiglie e filiera. Sì, perché c'è una differenza tra ambientalizzazione e decarbonizzazione dell'ex Ilva. Con il primo termine ci si riferisce alla riduzione delle emissioni di sostanze nocive per la salute umana, mentre con il secondo alla riduzione delle emissioni di CO2 associate alla produzione di acciaio. L'impianto di Taranto è uno dei più ambientalizzati al mondo. Quanto alla decarbonizzazione, invece, per realizzare gli impianti di DRI con i forni elettrici ci vorrà ancora qualche anno. Impossibile pensare che si possa fare con tempi brevi. Con questo testo ancora diamo una volta di una gran prova di realismo. Oggi il governo, dicevo, non si volta dall'altra parte, non abbandona i lavoratori, non abbandona Taranto, non abbandona l'industria. Lo fa con degli strumenti chiari: finanziamo direttamente l'azienda, semplifichiamo gli investimenti, sosteniamo l'indotto e introduciamo strumenti istituzionali per gestire la transizione industriale in maniera organica. Se tutto questo vi scandalizza, significa solo che siete contro gli interessi nazionali. Noi nella Lega diciamo sia a questo decreto, sia al rilancio industriale, sia al rispetto dell'ambiente, sia alla dignità del lavoro produttivo. Grazie Presidente. Grazie senatore Cantalamessa. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Signori, un po' d'allegria con l'orchestra di Reddy Bobbio, Kiss to Wild, Dream On, da Louis Armstrong e tantissimi altri che l'hanno interpretata, al piano bar del maestro Reddy Bobbio, che conosciamo bene perché lo stiamo seguendo da mesi e ci dà un po' di allegria in questa valle di lacrime. Signori, buongiorno da Sammy Varin, 4 minuti dopo le 9 del mattino. Buone vacanze a chi è in vacanza, buon lavoro a chi è in lavoro e soprattutto a chi passa dall'area di servizio di Lainate. L'area della violenza, ormai vedrete come la ditano. Sì, stiamo pensando a quello che è successo e che il Corriere ha messo proprio in prima pagina, ma un po' tutti gli altri quotidiani oggi ne parlano e penso che sarà argomento di meditazioni varie. Gli insulti sciocchi in autogrill a papà e bambino ebrei. C'è un clima d'odio. Cosa pensano i nostri ascoltatori di questa cosa? Io sto con Israele, non con Hamas, scrive un nostro ascoltatore. Temo che nell'aggressione ci fossero anche italiani. Su tutte le chat c'è troppo antisemitismo, anche tra i miei conoscenti. Gente che non mangia più pompelmo perché arriva da Israele. Si bevono invece la propaganda di Hamas e ONU, scrive Silvio da Torino. Buongiorno, sono nettamente a favore della famiglia ebraica. Siamo in Italia, non a Gaza, quindi questa Gaza ci ha rotto. Io arresterei quegli antisemiti. Sono pericolosi. Ciao Sammy, ovvio che sono tutti musulmani quelli che odiano gli ebrei, di certo da lì tutto parte. I sinistroidi gli danno un grande appoggio certamente. Abbiamo un cancro in casa nostra e lo lasciamo crescere. Invece qui gli fanno un sacco di favori, vedi Bologna. Mi spiace, ma qui se ne parla o si denuncia, ma non si fa un cavolo. Siamo destinati a soccombere. Questi i messaggi che ci stanno arrivando al 3406709659, ma anche tra coloro che ci ascoltano su Facebook, su YouTube, in particolar modo sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Ci stanno scrivendo, ci sta scrivendo Patrizia, Antonello, Maria Teresa e praticamente il pensiero è abbastanza unificato a favore di questi personaggi che sono stati additati e anche malmenati. Vediamo, ritorniamo sul Corriere perché, come vi dicevo, dà molto spazio a questa notizia con articoloni, lunga una pagina qua, la pagina 12, ma pagina 13 prosegue con l'intervista a chi è stato buttato a terra e preso a calci davanti a mio figlio, ha pianto per ore. L'uomo picchiato una donna, ha protetto il bambino. Subito sotto la condanna bipartisan, la russa atto ignobile, il PD episodio inaccettabile, disegni in questo modo la libertà di tutti è a rischio. Matteo Salvini, mi preoccupano certi germi, pensavo che la bestia dell'antisemitismo fosse morta il secolo scorso. Giuseppe Provenzano, la parte opposta politicamente, le aggressioni contro gli ebrei per il solo fatto di essere ebrei vanno condannate con fermezza. E io naturalmente chiedo a voi ascoltatori un giudizio, un pensiero, visto quello che sta accadendo sulla striscia di Gaza e che non accenna a diminuire. Questa cosa potrebbe continuare solo perché quelli di Israele sono ebrei? O magari c'è sotto qualche cosa d'altro? 340-6709-659. Mi riferisco naturalmente alla guerra in atto e al fatto che finché Hamas non rimanderà indietro gli ostaggi, questa guerra pare ormai infinita. Cambio argomento? Lo faccio, ma resto ugualmente sul Corriere perché lo spazio è abbastanza, è mezza pagina per Matteo Salvini, Notav, Salvini contro i giudici,
vivono su Marte. Il leghista, le violenze, si applichi il nuovo decreto sicurezza e Tajani boccia la lista Zaia in Veneto. Ricorderete, sabato i movimenti Notav avevano vandalizzato i cantieri della linea alta velocità Torino-Lione, scatenando una guerriglia contro le forze dell'ordine. A caldo, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e tutto il centrodestra hanno chiesto sanzioni decise. Ieri abbiamo intervistato, c'era anche il capogruppo della Lega Molinari, arrivato in Val di Susa per il vernissage della seconda galleria autostradale del Frejus. Matteo Salvini torna sugli attivisti Notav che sabato scorso avevano assaltato in cantieri. Quelli sono una banda di criminali, dice il vice premier. Già il fatto che oggi ci siano Bardonecchi alla Val di Susa blindate perché un ministro viene a inaugurare un tunnel stradale e che siano questi teppisti che fanno il campeggio a tempo perso, devastano, attaccano gli operai e la polizia, significa che questa non è protesta. Mezzo paginone quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, ma interessarci ancora di più a pagina 23 del Corriere è il personaggio di Giuseppe Di Piazza. Chi va a scoprire oggi, un po' in ritardo, noi lo conosciamo da un po' più di tempo, pugile, manager, youtuber, la metamorfosi di Cicalone. Oggi a caccia di borseggiatori. Sicuramente lo avete visto qualche volta su Instagram, non solo lui, ormai abbiamo ospitato in tanti giovani, giovanissimi che qui a Milano cacciano le cosiddette zanza, le zingarelle che rubano in metropolitana e troppo spesso questi giovanissimi le prendono pure. I video degli inseguimenti sui social, i guadagni 20.000 euro al mese, Cicalone. Quando lo menano, e capita abbastanza spesso, non offre l'altra guancia ma l'altra videocamera. Ogni pestaggio è infatti un bel colpo, non per lui e neanche per la sua videomaker a seguito, la fedele Evelina Zullino, che poveretti devono essere curati nel pronto soccorso, ma lo è sicuramente per il suo business, che di pestaggio in pestaggio e di follower in follower li porta per approssimazione circa 20.000 euro di fatturato al mese. Cioè, capito? E io che pensavo che lo facesse per il bene della comunità. Niente male per uno youtuber romano cinquantenne, ex istruttore di pugilato, già campione di kickboxing con un passato da manager in attività di un certo charme, i negozi Mondadori, la catena defunta di Blockbuster, il settore commerciale di Apple. Simone Cicalone, che al secolo di cognome Farruzzi, una decina di anni fa decide di mollare tutto, negozi, computer e dintorni, per dedicarsi alla sua vera vocazione, insegnare alla gente a fare a cazzotti. Così fonda un canale video che chiama, per essere chiaro, Scuola di Botte, ed è subito un successo che Ruzzi nel frattempo divenuto Cicalone, un omaggio a Carlo Delle Piane e al Sordi di un americano a Roma, trasforma presto in altro. Si nomina infatti narratore delle periferie disgraziate, va in giro con la fedele Evelina e intercetta storie nere, confessioni di pregiudicati, ma te in passato hai sbagliato, l'altro contrito che risponde sì, qualche precedente ce l'ho, applausi della borgata, follower in crescita costante. La capitale ai bordi di periferia ha trovato il suo cantore che con accento greve arriva a filosofeggiare. Ai tempi dei Pasolini qua si aspirava qualcosa, ora non più. La sua troupe nel frattempo si allarga, comprendendo un omone di 1,90 m che si chiama Mattia Faraoni, campione di kickboxing in esercizio, uno che solo a guardarlo persino Charles Manson si sarebbe ravveduto. È il fratello di botte di Cicalone, una sorta di deterrente bipede. Malgrado lui, il nostro ormai sovente le prende, e non certo da ragazzi delle borgate che hanno sbagliato, le prende dalle gang di borseggiatori che infestano la metro di Roma. E infatti è accaduto che Cicalone, dopo aver scandagliato per bene le periferie, circa un anno fa abbia deciso di mutare il suo cosiddetto modello di business. Non più racconti a metà strada tra ragazzi
di vita, romanzo criminale, ma caccia aperta ai Manolesta della metropolitana. Il set delle sue avventure video è stato all'inizio la stazione Termini di Roma, per poi passare in modo più dinamico, come richiesto dagli standard della serialità americana, ai sovraffollati vagoni delle linee A e B della metropolitana. Signori, Giuseppe Di Piazza oggi non intervista, ma racconta la vita di questo cicalone che trovate facilmente su Instagram e ormai lo vediamo in tournée non soltanto a Roma, e ce n'è motivo. Però quello che non sapevo è che guadagnasse così tanti soldi con le visualizzazioni, sono veramente un boccalone. Il Fatto Quotidiano, signori, si ritorna sui dazi, e quasi tutti i quotidiani oggi titolano sui dazi, ma io non mi voglio annoiare con gli argomenti di cui tratteranno ogni altro canale quest'oggi. Girate per 5 minuti, vi parleranno di dazi. L'Europa colonia USA, Ursula mollata da tutti, titola il Fatto Quotidiano. Dazi, armi, chip, gas, Francia, Spagna ed altri contro l'intesa. Dubbi pure a Berlino. Il 15% c'è già da mesi, ma l'Unione Europea è rimasta in surplus commerciale. Il guaio è il cedimento a Trump su arsenali, GNL e semiconduttori. Anche su questo naturalmente chiedo un vostro parere al 340 67 09 659. E vado sul quotidiano Il Giornale con l'apertura dazi, piano salva imprese. Tra i titoli più importanti c'è anche salta il tetto agli stipendi, pioggia di soldi sui giudici, attenzione, non solo sui giudici, via il limite a 240.000 euro. I magistrati in particolare e tutti gli altri dirigenti pubblici in generale hanno diritto a retribuzioni più elevate rispetto al tetto di 240.000 euro in vigore dal 2014. Finita l'emergenza legata alla crisi del debito sovrano, la Consulta decide di bocciare il limite agli emolumenti. Sono un riquadretto, ma all'interno il servizio c'è. Assalto antisemita all'autogrill sulla Milano Laghi. Io intanto vado proprio all'interno del quotidiano Il Giornale, ma prima di arrivare nell'area di servizio, ecco il nostro movimento che starà nel centrodestra. L'intervista a Roberto Formigoni, l'ex governatore intervistato da Giannino Della Frattina, mi hanno scelto come consulente. Quindi Formigoni fonda un nuovo partito? Non ne ho nessuna intenzione, dice Roberto Formigoni. Ce ne sono già troppi, l'Italia ha bisogno di tutto, ma non di quello. E quindi che cos'è questo Movimento per un'Italia migliore costituito nello studio notarile Olivares di Milano, di cui lei è presidente onorario? Abbiamo dato vita a un movimento politico, quindi non è un partito, un movimento politico. Che differenza c'è? Molta, dice Formigoni. Il nostro obiettivo primario è fornire contributi al legislatore e alla società, contributi di carattere culturale, sociale e politico. Per gli aderenti che lo volessero, ovviamente la strada delle candidature è però aperta. Qua mi fermo, chiaramente. Chissà perché penso a Crozza, che a settembre-ottobre avrà qualcun altro da prendere in giro, che sicuramente gli mancava. Giro pagina, a pagina 9, salta al tetto, pioggia di soldi sui giudici, scrive il quotidiano Il Giornale, ma non ci sono soltanto i giudici, lo vedremo da altri quotidiani. Nella mezza pagina successiva apre il raddoppio del traforo del Frejus, Salvini sui Notav, le toghe sono su Marte, 14 anni di lavoro in cooperazione con la Francia, il governatore Cirio, i delinquenti non ci fermeranno. Lo Stato palestinese va all'ONU, gli USA, trovata pubblicitaria. Al Palazzo di Vetro la conferenza sui due stati presieduta da Francia e Arabia, grandi assenti però Washington e Tel Aviv. In questa pagina c'è anche l'editoriale di Fiamma Nierestein, Fuoco e fiamma, antisemitismo senza più freni. Prima di leggervelo passo alla pagina successiva, dove c'è
la notizia: assalto antisemita, papà e bimbo ebrei aggrediti all'autogrill con la kippa, insultati al grido Free Palestine, il padre io malmenato da un gruppo di clienti, e ci sono le fotografie del video. La politica si indigna, ma nella sinistra c'è chi accusa Netanyahu. Arriva la condanna dalla Russa ai ministri, Provenzano inaccettabile, ma il premier va fermato. Alberto Giannoni racconta anche sul quotidiano Il Giornale cosa è successo. Aperto delirante antisemitismo, papà e figlio ebrei aggrediti in un autogrill del nord Milano, ma anche un odioso cartello che vieta l'ingresso agli israeliani in un locale pubblico a Termoli. Dalla Lombardia a Campobasso, anche in Italia è ormai un'escalation. Nuovi inquietanti episodi che segnalano il dilagare di un odio anti-ebraico che, insieme antico, qualcuno dice da anni 30, è frutto di una narrazione distorta e faziosa della guerra in corso a Gaza, un clima che produce esplosioni di odio. Poi l'articolo prosegue a pagina 14 del quotidiano Il Giornale e ribadisco, chiedo a voi, anche a chi non ha mai scritto a questa radio, un pensiero per capire dove stiamo sbagliando anche a fare informazione. Allora sbagliamo a far vedere il bambino pelle ed ossa che muore di fame e poi si scopre che era un fake. Sbagliamo a dire che bisogna che Israele si fermi e non continuando ad ammazzare la gente in Palestina. Dove sta l'errore che alimenta l'antisemitismo? E si tratta effettivamente di antisemitismo? Quelli che gridano contro gli ebrei sono gli stessi poi che gridano fascisti a noi del centrodestra? Scriveteci al 340 6709 659, uno dei pochi editoriali su questo argomento, ma ci scommetto ne spunteranno a iosa nelle prossime ore, è quello a pagina 13 del Giornale di Fiamma Nierestein, antisemitismo senza più freni. Ed è molto piccato, posso chiamarlo così. È strano che un padre e un bambino di 6 anni con la kippa vengano aggrediti in un autogrill milanese. Per carità, e che c'è di strano che Macron voglia riconoscere lo Stato palestinese, che si adoperi all'ONU per un voto collettivo chiamando a raccolta i soliti Norvegia, Spagna, Irlanda, Slovenia e puntando sul cavallo dell'Arabia Saudita. E ancora, che c'è di strano che decine di ex ambasciatori chiedano alla Meloni, che saggiamente si ritrae, di farlo con urgenza anche lei. Ha una mente raziocinante, dato che i palestinesi mai hanno accettato la condivisione, ma Hamas e ANP da 75 anni rifiutano ogni offerta e puntano alla distruzione di Israele. Sembra che almeno una carta d'impegni da parte dei loro amici avrebbero dovuto chiederla. Saranno una democrazia? Non credo. Guiderà Hamas? Ragionevolmente. Ma Macron più i suoi proxy vogliono solo ferire Israele. È un tributo politico a un'opinione pubblica che oggi, quando dice ebrei, sventola le bandiere from river to the sea. Ecco il risultato: antisemitismo rafforzato, anche creato dalle istituzioni responsabili. Hamas ci contava dall'inizio, quando dopo il 7 ottobre Gutierrez dice non nasce nel vuoto, identico a questi signori, il branco che ha salito papà e figlio. Che ne sanno i bruti? Sono ebrei con la kippah, sono cattivi, e con lo Stato palestinese, che ne sa Macron? I palestinesi sono vittime, vogliono lo Stato che danneggia i cattivi israeliani, diamogli lo Stato, che gli importa se Hamas lo gestirà, dagli all'ebreo. Da parte sua la lettera dice che riconoscere la Palestina è un'iniziativa da assumere con urgenza di altissimo significato politico, perché per Israele non ci sono più giustificazioni possibili sulle operazioni militari a Gaza. Non conta lo Stato, importa ferire Israele. E prosegue l'editoriale di Fiamma Nierestein, pagina 13 del quotidiano Il Giornale, antisemitismo senza più freni. E io proseguo
E proseguo perché giustamente poi ci sono le reazioni dei politici, la politica si indigna, ma nella sinistra c'è chi accusa Netanyahu, la condanna dalla Russa ai ministri e naturalmente voglio sentire anche il vostro parere al 340 6709 659 e se volete, abbiamo un nuovo orario estivo, le telefonate le apriamo intorno alle 10 allo 0292947222. Dopo le ore 10 apriamo le linee. Dove vado? Dove vado? Vediamo un po'. Andiamo sul quotidiano La Stampa. Anche qui l'apertura è con i dazi. Rivolta dazi, Italia isolata. Macron e Merz contro l'accordo di von der Leyen. Danni gravi. La Premier, l'impatto c'è, ma era l'intesa migliore possibile. Cade l'euro, giù le borse, Confindustria, ora Bruxelles ci aiuti, l'ipotesi di uno scudo da 25 miliardi. Di spalla, Rai e ministeriali, scrive La Stampa, quindi non nomina i magistrati, la consulta fa saltare il tetto agli stipendi statali. La Stampa prosegue con la sua inchiesta sulla pallavolista licenziata perché incinta, sport in rivolta, l'olimpionica assurdo, atlete mamme, sto con Asia, si intervistano quindi altre olimpioniche su questo fatto. All'interno del quotidiano La Stampa, a pagina 5, l'intervista a Gilberto Pichetto Fratin. Il ministro dell'ambiente dichiara: era meglio Kamala Harris, avremmo avuto meno problemi. Il ministro dell'ambiente, difficile fare di più, Meloni ha tenuto aperto il dialogo. I dazi sono una tassa che si somma a un'altra tassa molto subdola, che è la svalutazione subita dal dollaro in questi mesi. Paginone a pagina 5 del quotidiano La Stampa. Poi naturalmente a pagina 10 e 11 Gaza, corsa per distribuire gli aiuti, scontro con gli USA, Bibi nega la fame, e un riquadrone più in basso. Cacciati e insultati in autogrill a Milano, gli assassini a casa, Free Palestine, padre e figlio ebrei vittime di un episodio antisemita perché indossavano la kippah, indaga la Digos, il genero non si sono fermati neanche davanti a un bimbo di 6 anni. Di segni, dice, l'odio ormai è virale. Oggi andare in giro con la kippah sulla testa è pericoloso, non si può camminare tranquilli. Beh, anche senza kippah non è il massimo della vita in questo periodo. Pagina 11, Atenei in rivolta. I rettori di 5 grandi università di Israele alzano la voce e chiamano in causa il premier. Scioccati da questo spettacolo crudele, la replica: fate propaganda per Hamas anche in Israele. Qualche pensierino su ciò che si sta facendo verso i palestinesi arriva. Pagina 12, Salvini, notav criminali, giudici su Marte, ma i PM replicano 100 indagati col decreto sicurezza. In un riquadro sotto, il braccio destro di Ricci non risponde ai PM, con le Marche c'è in gioco il campo largo, lo ricorda La Stampa. Domani il candidato governatore andrà davanti ai magistrati e giovedì potrebbe arrivare la Schlein nelle Marche. Pagina 13, eccolo qua il paginone sugli stipendi pubblici, salta il tetto. La consulta boccia al limite dei 240.000 euro all'anno introdotto nel 2014. Per i dirigenti e manager statali una nuova soglia prevista di 311.000 euro. Chissà come mai La Stampa si occupa soltanto della Rai. Bruno Vespa, Antonio Campodall'Orto, Fabio Fazio, ma no, anche Mauro Moretti, la D di Ferrovie dello Stato, con l'intervista all'ex deputato PD Michele Anzaldi. Alla Rai limiti aggirati con escamotage Bond, Fazio lasciò, Vespa fece il giornalista artista, in vigilanza fu battaglia per far rispettare le regole, fatto sta che adesso salta il tetto e che dici, tornano tutti
A Telemeloni. Tan da da da. Pagina 15 della Stampa, il primo giudizio su ciò che è avvenuto nell'area di servizio dove costa tantissimo la benzina, quella di Lainate, lo sapete benissimo voi pendolari. Minimum Pax di Luca Bottura oggi sulla Stampa titola Area di Sevizie. L'autogrill Villoresi poco fuori Milano è bellissimo, una specie di astronave costruita negli anni 60 quando l'avvenire ci sorrideva e il boom economico dopo la fuoriuscita sanguinosa dal fascismo sembrava protenderci verso un futuro ricco, civile, onesto. Poi qualcosa è andato storto, molto, a lungo. Ieri, in quell'autogrill dove ho sempre amato fermarmi perché ormai i camogli siano quotati alla borsa di Tokyo, un signore e suo figlio piccolo sono stati aggrediti verbalmente, forse fisicamente, mentre provocavano gli astanti facendo la fila per andare in bagno. Motivo dell'agguato, l'uomo portava la kippa, il tipico copricapo ebraico che peraltro in quella specie di lotta per il brand che sono le religioni monoteiste risulta sostanzialmente identico a quelli che tuttora veste il Papa. Sono volati spintoni e dopo, mentre l'uomo cercava di documentare l'avvenuto riprendendo i suoi coraggiosi aggressori verbali, gente che sicuramente non difetta di autostima e altrettanto sicuramente ritiene di essere dalla parte giusta della storia, ha investito di altre male parole il malcapitato la sua progenie. Non siamo a Gaza, siamo in Italia. Assassini, eccetera. Ecco, spesso ci si chiede quale sia il confine tra il disprezzo per le politiche di Netanyahu, che giusto ieri sono state definite genocidio, non da Hamas, ma dai giornalisti combattenti, scusate, ma dalle associazioni umanitarie israeliane, e l'antisemitismo, esattamente questo è il confine. Assalire pubblicamente chi porta la kippah è antisemitismo, è la violenza ai danni di qualcuno per quello che è e non per quello che ha fatto. Un po' come se all'estero fossimo tutti mafiosi che sciolgono i bambini nell'acido. E molte volte ci siamo anche incazzati, perché ci danno degli italiani mafiosi così in generale, ci sono i mafiosi, ma non siamo tutti mafiosi. A proposito di confini, dovremmo difendere quello dell'umanità e lasciare a Netanyahu e ai suoi complici, ai ministri che teorizzano la sostituzione etnica, la deportazione, l'azzeramento di un popolo agli affamatori di bambini, la responsabilità di essere incivili e violenti, senza dimenticare che i governanti passano, ma che Israele è nata anche perché abbiamo gasato 6 milioni di persone per quello che erano, non per quello che avevano fatto un'ottantina d'anni fa. Senza che nessuno dopo rincorresse i tedeschi per l'Europa attribuendo loro l'eredità nazista. Come diceva Vittorio Arrigoni, restiamo umani nonostante tutto. A domani per le tradizionali facezie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi sono le rondini nel cielo, mentre vanno verso il mare, è la fine di un amore. Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più. Quando siamo alla fine
di un amore, piangerà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà. Ora che sto pensando ai miei domani, son bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più. Questa canzone vola per il cielo, le tue note nel mio cuore stanno segnando il mio dolore. Questa canzone vola per il cielo, le tue note nel mio cuore stanno segnando il mio dolore. Questa canzone vola per il cielo, le tue note nel mio cuore stanno segnando il mio dolore. Questa canzone vola per il cielo, le tue note nel mio cuore stanno segnando il mio dolore. Un po' di buona musica italiana ci vuole, poi qui c'è la storia, veramente. Giovanna Nocetti, meglio conosciuta con Giovanna, e certo, è quella del mio ex. Dai, non mi dire che non conosci Ho incontrato il mio ex. Dai, è storia della musica italiana. Chiaro che il resto delle canzoni di Giovanna sono conosciute poco o niente davanti al mio ex. Giovanna è uscita pochi mesi fa, con un album dove canta le più belle canzoni di Don Bachi, scritte da Don Bachi e non sempre interpretate subito da lui. In questo caso Canzone. Il pezzo fu portato al successo da Milva e Celentano nel 1968. Storia della musica italiana, ma bellissimi pezzi, introvabili in giro nell'etere, sulle solite radio che trasmettono, ormai sappiamo, i soliti rapper e basta. Giovanna Nocetti, cercatela su YouTube, Canzone, ma molti altri pezzi per ricordare il passato. Il buon mattino rinnovato, la voce di Sammy Varin, certo, questa rassegna stampa tra virgolette, dove vi porto in giro per le notizie cercando di non annoiarvi, ma soprattutto vi faccio commentare le notizie al 340 6709 659. Dopo le 10 apriremo anche le linee e vedremo se riusciamo a trovare il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini. Intanto, certamente quello che è successo nell'area di servizio di Lainate la fa da padrone, e ripeto, è soltanto l'inizio, prevedo e stravedo che ci sarà uno stravolgimento di programmi di trasmissioni su tutte le reti per commentare quanto è accaduto. Purtroppo non si capisce il perché di tanto e continuo odio contro gli ebrei, e se lo chiedi non sanno più che arrampicate fare per giustificarlo, ma sono veramente convinti e non si sa perché, ci scrive Rebecca. Antonia da Udine invece ci parla del cicalone. Cosa c'è di male se cicalone anche ci guadagna? Perché no, dato che il lavoro della forza dell'ordine purtroppo non sono messe in condizione di svolgere per gli italiani. Vabbè, comunque fatto sta, insomma, abbiamo visto l'intervista, il ritratto di questo uomo che va in giro a segnalare adesso le zanza, quelle che rubano in metropolitana, e puntualmente le prende. Però guadagna anche molti soldi con le visualizzazioni. La propaganda martellante sul mainstream a favore dei palestinesi e le notizie fake di Hamas, oltre alla posizione della Chiesa e della sinistra, hanno creato un'avversione verso Israele, anche tra persone moderate e abbastanza in buona fede. Ci scrive ancora Antonia. Buongiorno Sammy,
Che la Lega e Salvini vengono messi in prima pagina solo per qualcosa di negativo è ormai prassi da quasi tutti i media, ma sta cosa che non venga dato il giusto risalto alla diminuzione degli incidenti dopo le nuove norme, bravo, quelle introdotte da Salvini sul codice della strada, e che nelle città anche del nord si continui a non far rispettare il mancato uso del casco su motorini e monopattini, è una vergogna. Bravo Mario, effettivamente è così. È stata molto silenziata questa cosa, vero? Ancora WhatsApp, ci stanno arrivando tantissimi al 3406709 grazie. Figa, ma è Radio Libertà ex Radio Padania Libera o Radio Evviva il genocidio dei palestinesi? Parlate di qualsiasi cazzata tranne che di autonomia. Caro mio, se ci fosse l'autonomia su qualche giornale, questa si chiama rassegna stampa. A volte me lo dimentico, certo, è vero, però in questo momento rassegna stampa. Poi dopo di me arriva l'editoriale del direttore, arriva Antonino Danna con la sua trasmissione nuova estiva, e quindi gli argomenti cambieranno, non si parlerà solo di giornali qui, e se no mi licenziano, devo leggermi quello che c'è scritto sui giornali e cerco di non essere monotono. Tu pensa un po', non c'è da stupirsi per l'aggressione agli ebrei, tutti i media, anche la Chiesa nelle prediche, sta dalla parte degli assassini, sia degli ebrei che del proprio popolo palestinese. Hamas, si vede chiaramente che sono foto fatte come se fosse un film. Ciao Sammy, è ora di finirla, di indignarsi, bisogna iniziare ad agire. Sto con gli israeliani, scrive Gianlu da Carnate. Buongiorno, noi viviamo con 1.400 euro al mese e loro, i giudici, solo con 240.000 euro al mese, poveracci. Faremo una colletta, vero? Ma non solo i giudici, abbiamo visto, Signori, mi ritorno a bomba sui quotidiani. Avvenire, ad esempio, Coscienza di Israele, 2 ONG di Tel Aviv pubblicano un rapporto sul genocidio. Corridoi per gli aiuti a Gaza, in Cisgiordania assalto al villaggio cristiano. Parolin, riconoscere la Palestina è la soluzione, e io ci metto un punto interrogativo. È la soluzione riconoscere la Palestina? Me lo fate sapere, cari ascoltatori, anche voi che mai avete scritto qui a Radio Libertà? Me lo inviate un messaggino whatsappino 340 6709 659 e io vi porto, ad esempio, sul quotidiano, devo andarci proprio, su Repubblica, no dai, prima sul Tempo. Sul Tempo volano le toghe, ok? La mail del Tempo sull'ANM scatena la rissa tra toghe rosse e non, se state seguendo. Prosegue il racconto oggi sul quotidiano Il Tempo. L'Italia antisemita, la famiglia di ebrei aggrediti in autogrill, assassini a casa, ma anche l'Affidopoli nelle Marche, quelle 21 determine e le lettere firmate che inguaiano Ricci. La polemica con la Lega e i cartelli rimossi a Roma, Baldassarre, censura di sinistra, e la candidatura a governatore, Bandecchi e la sfida Campania. Basta con clientele e padroni. Ullala! Bandecchi che si candida in Campania. Ragazzi miei, pagina 6, allarme antisemitismo. Aggressione in autogrill contro una famiglia di ebrei, assassini andati a casa. L'intervista a Hussein Aitallah. Io imam denuncio il fondamentalismo e ora mi ritrovo sotto protezione. Il capo della Federazione Islamica Veneta raccoglie l'allarme del francese Carl Goumi. I fratelli musulmani si sono insediati in molti paesi, anche in Italia. Fare luce sui fondi. La parte buona, vogliamo che l'Islam sia una religione moderata, noi siamo le prime vittime perché vogliamo collaborare. Il fondamentalismo islamico esiste, è un problema che lo Stato italiano non può ignorare. Bisogna lavorare duramente per inquadrare questo campo religioso pericoloso. Io, per avere denunciato i rischi dei fratelli musulmani, sono sotto protezione. A dircelo è Hussein Aitallah, presidente della Federazione Regionale Islamica del Veneto. L'intervista a Hussein quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, che non c'entra niente con l'aggressione in autogrill, ma fa pensare comunque.
Giro la pagina e a pagina 7 caos, manifesti rimossi della Lega, spunta la manina dell'assessore. Il comune aveva parlato di segnalazioni dei cittadini, ma l'unica registrata è successiva alla mail che la delegata di Gualtieri ha inviato agli uffici. Il Carroccio dice metodi da regime. I protagonisti, prima di tutto guardate i manifesti della Lega sul decreto sicurezza, che sono stati prima imbrattati di vernice rossa e poi sequestrati, censurati dal comune perché mostravano personaggi creati con l'intelligenza artificiale che richiamavano determinate etnie. Perché secondo voi chi è che va a occupare una casa? Punto di domanda. Chi è che va a rubare in metropolitana? Punto di domanda. Sì, sono stereotipi, certo, non tutti, minimo, però Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, Monica Lucarelli, assessore capitolino alle attività produttive, sono loro i protagonisti della pagina 7 del Tempo, con l'intervista a Simona Baldassarre, responsabile famiglia della Lega. In quei cartelli nessuna discriminazione, è la realtà che vivono gli italiani. Ma quali stereotipi etnici? La sinistra censura e non ci mette la faccia. Sono passati dal vietato vietare al vietato pensare, se non la pensi come dico io. Un attacco a tutto tondo nei confronti della sinistra capitolina, quella di Simona Baldassarre, responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega e assessore alla cultura della Regione Lazio, sul caso dei manifesti della Lega relativi al decreto sicurezza e fatti rimuovere dal Comune di Roma perché considerati discriminatori. Tutto da leggere, l'articolo è meglio che ve lo procuriate oggi. Il quotidiano Il Tempo, a pagina 7. Bandecchi si candida in Campania. Anche a pagina 8, signori. Bandecchi si candida in Campania. Adesso fatti e non promesse. Il leader di Alternativa Popolare stavolta non corre insieme al centrodestra. Il sindaco di Terni dichiara: destra e sinistra hanno diviso poltrone e spartito interessi, lasciandosi dietro solo disoccupazione e degrado. Te capì? Ho capito. Pagina 2 sono questa volta sul Corriere e su Repubblica, e la mette giù chiarissima. Repubblica riguardo a dazi e controdazi. Tra un quarto d'ora vediamo se troviamo Claudio Borghi Aquilini per avere una sua dichiarazione. Siamo sottomessi all'America. Francia e Germania bocciano il patto del 15%. Il cancelliere Merz: danni enormi. Per Parigi è una giornata buia. Delusione diffusa tra i governi da Madrid fino a Varsavia. Von der Leyen accusata dai sovranisti, ma anche dagli imprenditori. Giro pagina su Repubblica. La trattativa sull'acciaio, acquisti di energia, Bruxelles vuole mediare, ma pagina 4 Repubblica pubblica la solitudine della von der Leyen. A settembre rischio resa dei conti. I vertici dell'Unione sanno che la pace commerciale siglata con gli USA può significare la guerra dentro i 27, signori. Ce l'aveva detta l'astrologa questa cosa, e noi non gli avevamo creduto. Hai visto? Il piano del governo per le categorie risorse dai fondi PNRR, sto campionando, rivedere gli aiuti di Stato, sostegni per 25 miliardi, l'esecutivo vuole mani libere, il conto va scaricato su Bruxelles, ma per lo schema dei ristori serve l'ok dell'Europa. Tajani no alla manovra correttiva. Task Force anti-dazi. Se lo dice Tajani, ragazzi. Le opposizioni, governo subalterno agli ordini della Casa Bianca, ma soprattutto siamo ancora su Repubblica. Chi intervista chi? Matteo Renzi, Unione Premier deboli, doveva trattare Draghi. Serve un patto antisovranisti. Giovanna Vitale intervista il senatore Renzi. E ci mancava. Per fortuna che c'è Orsini. Export in calo,
per oltre 22 miliardi. Filippo Santelli lo intervista a pagina 13 di Repubblica, ma l'abbiamo visto, c'è anche in prima pagina sul Sole 24 Ore. Compensare le perdite. Il presidente di Confindustria parla della delusione degli imprenditori e invoca interventi di sostegno. Un problema ogni scenario con dazi superiore allo zero. Chiaro che nessun imprenditore oggi è contento. Serve un piano straordinario UE per l'industria che abbatta i dazi interni della burocrazia e mobiliti investimenti. Non si attinga per gli interventi ai soldi del PNRR, quelli vanno utilizzati per gli investimenti in industria e produttività. Come ogni volta che si subisce una sberla, credo che ci vorrà un po' di tempo per riprendersi, l'incertezza non passerà subito. I settori dei macchinari, della farmaceutica, dell'alimentare sono i più penalizzati negli scambi con gli Stati Uniti. Così quest'oggi paginone con intervista a Orsini, pagina 13, il quotidiano Repubblica. Una buona notizia, ma su Repubblica non può mai essere buona se l'ha fatta il centrodestra. Medicina, 54.000 iscritti, 1 su 2 passerà il semestre, primo anno senza test d'ingresso, ma ne resteranno solo 23.000. Sale in affitto e corsi online, gli atenei si attrezzano. Viola Giannoli oggi sul quotidiano Repubblica, pagina 26, 1 su 2 ce la farà. Lo slogan è in realtà una buona notizia per gli aspiranti camici bianchi, perché misura il rapporto tra chi entrerà davvero nelle facoltà mediche e il totale degli iscritti. I posti a disposizione quest'anno saranno oltre 23.000, mentre chi si aspettava che eliminando il test d'ingresso si sarebbe avuta un'orda di matricole di gran lunga superiore ai numeri degli scorsi anni non ha avuto ragione. Sono comunque 54.313 gli studenti iscritti al semestre aperto di medicina e chirurgia che dal 1 settembre in qualche modo inizieranno i corsi. Lo riconosce oggi, è già un successo, il quotidiano Repubblica. Da festeggiare per chi va in aereo, ma dipende da dove partite. Maurizio Crosetti nella stessa pagina. Vini, creme o tablet, al via l'imbarco facile, finalmente liberi. Che bello portare nel bagaglio a mano il bottiglione di barbaresco di nonno Giovanni, il pesto trapanese di zia Carmela. Che sollievo non dover più tracannare all'ultimo istante la minerale gassata al varco controlli dell'aeroporto pur di non sprecarla. E c'era chi tracannava pure il barbaresco. E quant'è più comodo non dover più isolare nella busta trasparente le creme, i cosmetici, gel e lasciarli invece nello zaino o nel trolley. Ah, che pacchia! Ma attenzione, non è così dappertutto, non in tutti gli aeroporti ci sono i nuovi scanner. Occhio, chiedete prima di comprare schifezze al duty free. Chissà perché mi viene sempre in mente Fassino, mamma, curatemi, mi scuso con Fassino, ma c'è una deviazione mentale, devo andare dallo psicologo del PD, ci vado, promesso. La verità è che lo chiederemo certamente anche a Claudio Borghi Aquilini, se tra 10 minuti riusciamo a trovarlo. La verità in prima pagina titola: gli eurofanatici scoprono che l'Unione è una ciofeca. Lo hanno scoperto persino gli eurofanatici. La resa sui dazi manda in tilt la sinistra. Dopo aver ripetuto fino alla noia che la Meloni doveva starne fuori e solo l'Unione Europea poteva trattare con Trump, Schlein e compagni sbattono contro l'impotenza del loro totem e anziché chiedere scusa si mettono a strillare. In centropagina sulla verità, espulso per finta. Tunisino stupra una ragazza. Ragazzi, guarda che succede molto spesso, espulsi per finta. Certo, ti danno il fogliettino in mano. Solo 19 anni, ma una corposa carriera criminale fatta di rapine e violenze. Per questo era stato chiuso un CPR in attesa di rimpatrio, ma è fuggito e ha ricominciato a delinquere. Adesso di nuovo dentro, sì, ma per quanto? Il limite giudicato incostituzionale, stipendi pubblici, la consulta ordine di abolire il tetto di 240.000 euro lordi.
Siamo ancora in prima pagina e la verità si occupa anche di Temptation Island. Chi non l'ha mai visto almeno una volta 10 minuti? Guarda le facce, guarda. No, io no. Temptation Temptation Island, boom, colpa della dopamina. Il fenomeno del reality spiegato attraverso una sostanza chimica nel cervello, ragazzi miei. Cosa scoppia nel nostro cervello? Sono curioso, ci vado subito, devo saperlo, ma io non lo guardo mai. Ma io dormo la sera, mi sveglio alle 5. Temptation Island, il successo del reality sulle corna sta nella molecola legata all'attesa del piacere. Ci mostra coppie prigioniere di questa gabbia chimica in cui almeno una volta siamo incappati tutti. A noi piace vederle schiantarsi per esorcizzare il timore di finire come loro. Hai capito? Perché tutti guardiamo almeno 5 minuti Temptation Island? Ma io quelle poche volte che l'ho visto qualche minuto, vabbè, lo ammetto, ho provato 5 minuti, mi diverte, nel senso che cos'è? Cioè, devi dire qualcosa? Cosa devi dire? Aspetta, scusate, devo interrompere. Island. C'è scritto Island. C'è scritto Island, io Island. Highlander, Temptation Highlander, scusate, ma qui abbiamo un inglesista di quelli. Io quelle poche volte che l'ho vista, lui chiaramente non l'ha mai vista, aspettavo che si menassero, perché da qualche parte, non nelle nostre ma in altre versioni, si sono un po' picchiati. Da noi non si picchiano mai e io ci rimango. Temptation Ireland, ok? L'Irlanda. Immigrato stupra una ragazza perché era ancora libero dopo rapine e botte. Se ne occupa solo La Verità, pagina 11. Il giovane criminale di 19 anni aveva alle spalle già diversi reati ed era riuscito a fuggire da un centro per il rimpatrio. Attenzione alla Salis, della chi vuole abolire i CPR, luoghi di sofferenza. Ilaria Salis insiste nella sua propaganda pro-immigrazione. Dopo aver visitato il centro per i rimpatri di Torino con una delegazione di Alleanza Verdi Sinistra, l'eurodeputata ha denunciato una sofferenza enorme per tutti, l'uso diffuso di psicofarmaci, definendo la detenzione un trauma incancellabile. Ha poi ribadito che questi centri vanno chiusi e la detenzione amministrativa abolita, annunciando maggiori ispezioni. Il CPR, riaperto dopo incendi e manutenzione, ospita 66 persone di 18 nazionalità, tra cui ex detenuti e neo maggiorenni. Così ne parla anche il quotidiano La Verità, che a pagina 11 mette un'altra notizia: rapì la figlia per portarla in Tunisia, preso dopo 3 anni. L'uomo di origine nordafricana l'aveva sottratta alla ex, è stato arrestato all'aeroporto di Venezia, ma della piccola non c'è traccia. Quotidiano La Verità, ricco come vedete di altre argomentazioni che non vengono messe in pagina dai soliti giornali. E allora, visto che ci sono, adesso mi mettete nei problemi. Non so se andare di qua o se andare di là. Tu dici vai di là, altro che vai di là. Ok. Manca Libero, me lo state richiedendo e a un certo punto io sono al servizio dei nostri ascoltatori. Il vero dazio è la sinistra, scrive Libero in apertura, in prima pagina. Chi fa più danni all'Italia? I compagni accusano il governo per l'accordo Europa-USA sulle tariffe, poi lanciano il boicottaggio dei prodotti americani. Rinunceranno a Facebook, iPhone e Viagra? Meloni, c'è ancora da battersi. Un'impresa, effetti minori sulle stime iniziali. Ursula chi? Scrive Daniele Capezzone su Libero. Gli ex spasimanti ora scaricano von der Leyen. Attenzione però, in centropagina ritorniamo sull'argomento Raoul Bova and Company. Ne parlano comunque tutti i giornali anche oggi perché si è saputo qualcosa di più, ma Libero lo mette proprio in prima pagina, o meglio, mette la modella 23enne Martina Ceretti che ammette
mandai a un amico gli audio di Raoul Bova. Raoul Bova è stato ricattato e se le corna fuor di morale non hanno rilevanza alcuna sotto il profilo penale, il ricatto a suon di minacce tramite decine di messaggi anonimi consegnati alla polizia postale dall'attore in persona e forse si scopre qualcosa di più. È che è proprio stata Martina, sarebbe stata lei a inviare questa chat insieme a Kelalter, il solito che pubblica e che poi puntualmente va in galera, volevano soldi, voleva diventare famosa. E chi lo sa, inchiesta in corso, ma naturalmente escono queste chat e sappiamo voi come siete interessati. Veramente. No, a noi interessa questa, il nodo candidato, voto a Milano, Salvini ha un'idea per il sindaco Fabio Rubini, forse avete seguito ieri su Instagram, su Facebook la diretta da Milano, un fracco di bella gente, tra loro probabilmente il futuro sindaco di Milano. Ne parla oggi Unico Quotidiano, a pagina 11, Libero, la corsa a sindaco di Milano, la Lega apre a Resta, lui prende tempo, Salvini non chiude l'alleanza con Civici e Azione, presto il candidato, tra i papabili l'ex rettore del Policlinico Resta. Paginone sul quotidiano Libero quest'oggi, che si occupa anche della partita in Veneto, nodi Tajani alla lista Zaia, ma il governatore non molla, il leghista tira dritto sulla civica a suo nome, è un tema posto anche dai sondaggi. Il segretario di Forza Italia dice invece crea confusione. Di spalla, sempre sul Libero, Massimo Costa recensisce il libro di Giulio Centemero, Anche i ricchi piangono. Cosa serve per far ripartire la Madonnina? La crisi del modello Milano e delle Global City. Bella idea per chi sta per partire per le vacanze e non sa cosa leggere, anche perché qui si presagisce ciò che sarebbe successo a Milano. L'ultimo libro di Giulio Centemero, Anche i ricchi piangono, la crisi del modello Milano e delle Global City. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ehi, vieni qui, so che anche tu ne voglia. Fermo così, vorrei che tu ti spogliassi di tutte quelle bugie che anche tu ti racconti. Siamo liberi, siamo stupidi, siamo forti. Ma questa sera no, non c'è niente che io poi cambierei. E ora che ci sei tu con me, voglio ridere, voglio cedere, voglio vivere nuda sotto la luna, come in un'avventura, sulla tua pelle lucida, tra luce ed alchimia. Balla sotto la luna, tra una verità pura e una sintonia vivida in cui nascono armonia. Nuda sotto la luna, fino a che sorge. Balla sotto la luna, fino a che sorge. Ehi, vieni qui, tremi come una foglia. Fermo così, vorrei tu respirassi questa magia che dentro ti porti. Siamo liberi, siamo unici, siamo forti. E questa sera no, non c'è niente che io poi cambierei. Sai, ora che ci sei tu con me,
voglio ridere, voglio cedere, voglio vivere nuda sotto la luna, come in un'avventura, sulla tua pelle lucida tra luci ed alchimia. Balla sotto la luna, tra una verità pura e una sintonia vivida in cui nascono armonie. Nuda sotto la luna, fino a che sorge. Balla sotto la luna, fino a che sorge. E se poi piove che fa, noi restiamo qua. Fino a che sorge. Balla sotto la fino a che sorge. Sotto la luna. Ah, bella, bella, è bella anche lei, se ne sono accorti i nostri registi, bellissimo il video, signori. Sotto la luna, lei è Camilla, nata a Monza ma cresciuta in Salento, dove ha girato lo splendido video. Se avete 5 minuti, sbirciate sul telefonino Sotto la luna di Camilla. Qui Parlamento. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. 10 minuti, 10, massimo 12, perché siamo in edizione festiva e poi cominciamo anche a non voler disturbare troppo i nostri parlamentari, ma non potevamo non sentirlo. Oggi è con noi il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno. Ma buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prima di tutto, come stanno andando le presentazioni del libro? Perché noi chiaramente ti stiamo seguendo, passi dal profondo nord in mezzo alle montagne, boom, alla Calabria il giorno dopo. Come stanno andando? Stanno andando bene, che ovviamente sono, diciamo, delle scuse per parlare di politica, ecco. Vero. Diciamo che i libri ne ho venduti abbastanza, mi verrebbe da dire, e ringrazio tutti perché è stata, insomma, abbastanza inaspettato il successo che ha avuto. Si dice sempre così, comunque ti seguono veramente in tantissimi, soprattutto sui social, su X. C'è un motivo per cui il tuo ultimo libro viene molto richiesto, poi ci ricorderai il titolo, ma io ti porto subito però sulle notizie del giorno, perché persino il Corriere, ragazzi, quasi ci sono rimasto male, persino il Corriere oggi prende in giro la von der Leyen, ragazzi. Il caffè di Massimo Gramellini titola Ursula vien dal mare, cioè battutina che ma non dicono più neanche i bambini, la dicevamo noi ma anni or sono. Prende in giro il risultato sui dazi di Ursula von der Leyen, scrivendo come titolo più serio: intesa sui dazi, l'Europa si spacca. Ma proprio sulla questione dazi io ti porto poi per un secondo solo sul quotidiano La Verità, che è quello che davvero non ha peli sulla lingua. Beh, insomma, anche La Stampa: rivolta dazi, Italia isolata, scrive il quotidiano La Stampa in apertura. E La Verità è che sembra il titolo l'ha scritto Claudio Borghi Aquilini, secondo me: gli eurofanatici scoprono che l'Unione è una ciofeca. Questo è il titolo del quotidiano La Verità. Claudio Borghi, a te. Mi hai scoperto che scrivo i titoli per Belpietro, ma veramente questa storia dei dazi credo che, se non fa aprire gli occhi a tutti quelli che ancora ostinatamente hanno voluto tenerli chiusi, io non so proprio cosa dire, perché alla fine l'argomento è: ci vuole più Europa, ci vuole Ursula, ci vuole la grande Unione Europea, così, grazie al fatto che siamo grandi, enormi, riusciremo a ottenere dei risultati fantastici. E mi scoccia dirlo perché sono sempre antipatici quelli che dicono "te l'avevo detto", ma esattamente come avevo anticipato quando abbiamo cominciato a parlare di questa cosa, il risultato è che San Marino ha ottenuto delle condizioni migliori. Cioè,
ci vuole più Europa. Ancora ieri quel fenomeno di Gori, io non lo so ma chi ce l'ha mandato, e mi spiace per i bergamaschi che sono dovuto tenerselo per tot tempo come sindaco. Ancora dire, ecco vedi, abbiamo fatto schifo perché ci vuole più Europa, ancora di più, no? Cioè ancora più grande, ancora più fallimento, ancora più disastro, quando la Gran Bretagna, quella che erano usciti dall'Unione Europea e quindi poverini affonderanno nel Pacifico, nell'Atlantico, in mezzo ai marosi, sbranati dai pesci, il risultato è che loro hanno i dazi al 10, quindi migliori di noi, quindi ci saranno sicuramente delle imprese che delocalizzeranno in Gran Bretagna, pensate un po', no? Perché conviene di più fare impresa lì rispetto a questo punto che all'Unione Europea, se sei un'attività che fa esportazione, ma vedrà che ci sarà qualcuno che mette la sede a San Marino, perché e questo veramente, se uno non capisce, no, che l'Unione Europea è una fregatura, ma è un'enorme fregatura per un semplice motivo, che come abbiamo cercato di spiegarvi da 20 anni di sovranismo a questa parte, quindi tu mi chiedevi di ricordare il titolo del libro, eccolo qua, 20 anni di sovranismo, editore Guerini, come stiamo cercando di spiegare da 20 anni di sovranismo a questa parte, l'Europa fa gli interessi della Germania. E in ogni caso non li sa neanche fare bene, cioè paradossalmente neanche quegli interessi della Germania adesso li sa fare bene, perché gli interessi della Germania andavano benissimo quando si trattava di bullizzare il resto dell'Europa, no? Cioè, quando si trattava di fare fenomeni con la Grecia, quando si trattava di fare fenomeni con la Spagna e così questo tipo, allora l'Unione Europea andava perfettamente e anche lì la gente non gli apriva gli occhi. Cazzo, non hanno aperto gli occhi quando c'era la Merkel che bullizzava il nostro presidente, no? Perché? Perché Berlusconi, no? Cioè, noi come dei cretini, no, non noi che eravamo belli svegli, ma purtroppo tanta parte degli italiani, no? Così babbei e così con gli occhi foderati di prosciutto da credere che Berlusconi fosse un problema, no? E poi dopo si sono fatti piacere Conte, no? Questo giusto per capire, o Draghi, che Berlusconi fosse un problema e che quindi tutto sommato la Merkel faceva bene a fare il risolino insieme con l'amico Sarkozy, no? Per cercare di fregarci. Ecco, questo allegro mondo dove finché la Germania bullizzava quelli più deboli, no? Sotto, erano lì che dicevano però tutto sommato, ecco adesso che la Germania, perché tanto la von der Leyen è espressione della Germania, non è certo espressione dell'interesse né della Lombardia né della Calabria né della Sardegna, non sa vagamente dove sono sulla mappa, cioè lei porta ovviamente gli interessi della Germania. E però gli interessi della Germania, quando incontra qualcuno che è un pochettino più grosso di lei, se ne sta lì sulla sediolina, no? Con le braccine a cose, mentre quell'altro di fianco gli dice che cosa deve fare e vedi che viene rimessa in riga. Ma meno male che viene rimessa in riga, perché cioè, la Germania è la causa di tutti sti casini qua che esistono per il mondo, e noi andando a trattare dietro le spalle della Germania purtroppo non possiamo pensare di essere trattati meglio. Quando noi come Lega e io nello specifico abbiamo sempre consigliato il Presidente Meloni, purtroppo non ascoltati, di andare a fare trattativa bilaterale con gli Stati Uniti, non era per un capriccio, non era perché così facciamo vedere che siamo più sovranisti degli altri. Il motivo era piuttosto semplice, che si sa che se tu vai a trattare con quello che gli altri considerano il problema, e con una qualche ragione mi verrebbe da dire, forse è difficile essere trattati meglio. E quindi purtroppo dal nostro punto di vista, ho già chiesto scusa, cioè è colpa mia, non sono riuscito a convincere i miei alleati che la cosa migliore era andare a trattare bilateralmente, e vi posso assicurare che se noi avessimo trattato bilateralmente, grazie al buon rapporto anche che abbiamo con gli Stati Uniti, anche perché siamo gli unici poi che l'avevamo sostenuto, e quindi lui lo sa perfettamente, saremmo venuti fuori con delle condizioni clamorosamente favorevoli per noi. Invece la cosa che trovo assolutamente inspiegabile
è l'atteggiamento della sinistra che, vi ricordate, no? Quando io dicevo, e anche di un pezzo della maggioranza, soprattutto mi riferisco a Forza Italia, che quando io dicevo bisogna trattare bilateralmente, grida che si levavano al cielo, sovranista, xenofobo, pazzo, da soli cosa vuoi che facciamo, bisogna mandare la Ursula, bisogna mandare la von der Leyen, che non si azzardi la Presidente a cedere a questi impulsi sovranisti e si allinei all'Europa. Vi ricordate? Tutta roba detta a reti unificate dalla sinistra. Quindi la sinistra ha chiesto che ha imposto, e insieme a un pezzo della maggioranza purtroppo, ha imposto che non si pensasse nemmeno di fare trattative bilaterali e che dovesse andare la loro idola, quella che hanno appena rivotato, quella a cui hanno appena dato la fiducia, la loro meravigliosa Ursula, no? E così via, e dopo che Ursula ha preso i suoi 4 schiaffoni, come era prevedibile che sarebbe successo, è colpa della Meloni. Ma bisogna avere veramente la faccia di Ghisa, ma è colpa della Meloni perché, cioè, voi avete voluto che andasse a trattare Ursula, il governo vi ha accontentato, non accontentando me, no? E invece chiedevo la trattativa bilaterale e poi dite che è colpa del governo che ha fatto quello che voi gli dicevate di fare. Ma io veramente rimango senza parole. L'unico che dovrebbe recriminare qualcosa qua gli unici che dovrebbero recriminare qualcosa dovremmo essere noi. Non lo facciamo perché ovviamente siamo dei signori e sappiamo che non sempre le idee prevalgono, cioè che tu puoi solo dare dei suggerimenti all'interno di un gruppo, ma se poi finisci in minoranza, pazienza. Poi diventi anche antipatico, no? Quando dici te l'avevo detto, no? E quindi non lo dico. Succede tante volte, succede anche delle volte che magari in una discussione le tue idee non vengono ascoltate e effettivamente poi erano giuste quelle degli altri, quindi cioè, è normale, no? che si facciano discussioni di questo tipo, però che siano quelli della sinistra a recriminare è una cosa assolutamente allucinante. È ancora più allucinante che ci siano personaggi tipo Gori all'interno della sinistra che dicono ecco è andata male ma perché ci vuole più Europa. Cioè, guarda, la martellata mi ha fatto male sul dito, ci vuole più martellata perché se no non va bene. Senti, ti rubo ancora 2 minuti. Molti ascoltatori ci chiedono, va bene, ma e adesso? Punto di domanda. Ma e adesso in realtà non sono dei particolari problemi, cioè dal mio punto di vista, perché da una parte mi verrebbe da dire che se un imprenditore ha scelto di concentrare tutta la sua clientela negli Stati Uniti, insomma, non è che poi finché le cose andavano bene i profitti erano suoi e se le cose a un certo punto non vanno meno bene allora devo pagarli io, cioè o tu o lui, o insomma in generale con i soldi della collettività. È rischio di impresa, no? Mi verrebbe da dire. Dall'altra parte in ogni caso noi siamo sempre pronti a sostenere le imprese e in generale, quindi non soltanto quelle che chiedono aiuto quando le cose non vanno bene, ti schifano quando le cose vanno bene. Dall'altra parte una cosa mi sembra evidente, stanti questi accordi deve saltare il patto di stabilità. Cioè io penso che da qui in avanti la richiesta unanime del governo, vediamo se stavolta mi ascoltano, è che deve saltare il patto di stabilità, perché voi capite che se io non posso spendere oltre una certa cifra perché il patto di stabilità mi dice che devo fare austerità, e dall'altra parte contrattativa autonoma, no? L'Unione Europea dice che io devo comprare 700 miliardi di gas, 600 miliardi di armi, 400 miliardi di tecnologie americane, che devo togliere le tasse alla digital tax, digital company, no? E così via, e che devo tagliare l'ospedale per comprare più gas agli Stati Uniti, no? È evidente che deve saltare il patto di stabilità e questa altra enorme cazzata dell'austerità degli Stati Uniti, dell'Unione Europea deve finire e noi dobbiamo poter ricominciare a investire. E vedi che anche gli imprenditori che magari al momento sono tristi perché si troveranno a avere un dazio
che poi non pagano loro, pagano i clienti americani, quindi cioè non è che è una tassa sulle nostre imprese. Si troveranno ad avere un dazio sui prodotti su un unico paese delle esportazioni all'estero, a quel punto, avendo più mercato interno, perché se salta l'austerità significa che tutti gli stati dell'Unione Europea possono consumare di più e quindi possono comprare più prodotti, allora vedi che saranno più contenti. Dall'altra parte mi verrebbe da dire, va bene, diciamo che i dazi vanno bene, così questo tipo, perché questo qui è un bellissimo accordo. Bene, allora cominciamo a ragionare di metterli anche noi di dazi. Qui purtroppo la trattativa bilaterale non si può fare, perché i dazi che l'Unione Europea mette devono essere decisi collettivamente. Viceversa si può fare la trattativa bilaterale sui dazi che ci mette qualcun altro, che ne dica qualcuno che non conosce di questi argomenti, ma secondo me un po' più di dazi sulla Cina, un po' più di dazi su altri prodotti a basso costo, no, che arrivano qua da noi facendo concorrenza ai nostri prodotti, si potrebbero anche mettere. E qui ci fermiamo ringraziando il senatore della Lega, Claudio Borghi Aquilini. Grazie per essere stato con noi. Grazie Sammy, un abbraccio. Qui Parlamento. Avete ascoltato Scuola di Magia. Non si poteva fare a meno, è una battuta fresca da Claudio Borghi Aquilini, che non è intervistato su nessun quotidiano quest'oggi, almeno tra quelli che ho rovistato io. Buongiorno Sammy, adesso che è stata dimostrata l'incapacità a trattare dell'Unione Europea, non si potrebbe iniziare con calma una trattativa bilaterale con gli USA? Poniamo che ci concedano la riduzione al 10%. Sinistra europeisti subirebbero un bel colpo. Saluti a senatore Borghi, scrive Beppe da Como. E qui apro anche le linee, dai, il più veloce entra in onda con me, 340-6709-659 per inviare i vostri WhatsApp, ma se volete andare in diretta telefonica chiamate ora lo 0292947222. Intanto tanti WhatsApp su molti argomenti. LL, tipico del sinistrismo, ieri incensava Gogò Wonder We, oggi denigra la Meloni per gli orrori che si causa la loro adorata Wonder We. Te l'ho detto, se persino il Corriere oggi la prende in giro, siamo veramente alla frutta. C'è anche un audio sul cursore, sentiamo un po'. Ciao Sammy Pietro, Uela. fantasia, anche lì i ricchi piangono, ma secondo me piangono anche più dei poveri ricchi, però piange anche il cavallo. Ciao. Siamo un po' tutti qui che stiamo piagnucolando, è vero. Felice di sentirti in radio, grazie Graziella. Lo so, indecente che sia caduto il tetto dei 240.000 euro. Che cavolo ci faranno con tutti quei soldi? Bella domanda, non solo per i magistrati. Buongiorno da Omar Bassani di Martinengo. Su ciò che è successo alla Inate nell'autogrill è aberrante, vergognoso, inaccettabile, frutto dell'odio e intolleranza instillata da sinistroidi e propal. È anche frutto di molti giornali che stanno pompando la storia da troppo tempo, anche con molti fake. Poi, lo sapete, io non mi nascondo dietro un dito, la verità sta nel mezzo, che ci sia qualcuno che spara contro i palestinesi in coda per prendere da mangiare, e delle scene inaccettabili, vedere queste scene nel 2025, è tutto vero. Bisogna capire bene chi sia a sparare. Poi che Netanyahu non sia un simpaticone mi pare anche una cosa davanti agli occhi di tutti. 0292947222, a voi la parola. Pronto? Sono io, ciao Sammy. Ciao. Buongiorno. Mi spiace diventare antipatica, ma io ve l'avevo detto. Sono mesi che dico, ma non perché mi informo da fonti attendibili, che Trump sta distruggendo finalmente, e ha distrutto perché pian pianino, questa schifosissima e nazistissima Unione Europea. La cosa che noi dobbiamo fare, che noi che voi come governo, perché io non c'entro, è quella, e lo faranno in tanti a partire dalla Germania, che è la più colpita
anche se gli hanno fatto un favore per l'industria automobilistica, vabbè, Transat, però quelli furbi andranno a trattare, come diceva adesso Borghi Aquilini. Noi abbiamo sbagliato, dobbiamo trattare da soli, mandare a fare in culo proprio categoricamente, dare il colpo finale a questa Unione Europea, dobbiamo andare a trattare da soli, bilateralmente. Un'altra cosa, per quello che è successo all'autogrill, io voglio fare un appello nel mio piccolo, se posso. Stiamo attenti, stiamo attenti a non generalizzare, perché così facciamo il gioco di chi ci vuole mettere contro gli ebrei. Gli ebrei non ci incastrano nulla, gli ebrei non c'entrano niente, il popolo di Israele, perché è una minoranza che sta facendo quello che e soprattutto è il governo sionista di Israele che va combattuto, perché ha questo piano che io ho detto già più volte, questo piano della grande Israele ormai è partito e non guardano in faccia più nessuno, massacri eccetera. Quindi stiamo attenti a non metterci contro gli ebrei che non c'entrano niente. Il popolo ebraico è vittima del suo governo e delle lobby ebraiche, sioniste soprattutto, come siamo vittime noi. Quindi davvero non cadiamo in questa trappola. Io lo dico da discriminata di quando non mi facevano entrare, né mi guardavano, non mi facevano entrare nei ristoranti, mi guardavano come una reietta perché non ho fatto il vaccino. Io lo dico da discriminata. Non prendiamocela, non cadiamo in questa trappola, perché quello che vogliono è quello che vogliono, che il sistema bastardo vuole. Grazie. E intanto una cooperativa nega persino il miele agli israeliani colpevoli di ebraismo. La vendita in vista del Capodanno giudaico rifiutata per il genocidio in atto. Mettiamo sul tavolo tante idee, anche le vostre, basta che me le diciate. 0292947222. Pronto? Buongiorno, tocca a me. Prego. È un piacere di sentirti, ero da tanto che non ti sentivo. Senti, allora, volevo parlare serio perché sentire il signor Borghi è veramente uno spasso, però, allora, quando siete in Europa e prima di andare a mandare la von der Leyen, c'eravate anche voi, se no prendevate il culetto, vi alzavate e andavate. Dazi al 15%, una mazzata per tutti. Il 5% degli armamenti. Il signor Salvini dov'era? Che sarebbe l'ira di Dio. Più il gas, non dall'Algeria, avete fatto la guerra alla Russia, oltretutto probabilmente dicendo noi proteggiamo gli ucraini, il gas dall'America che ci costa? Non vi lamentate quando poi arrivano le bollettine o il petrolio. E poi fammi dire una cosa, veramente, io quando allora, fate una cosa, dato che non vi va bene la von der Leyen, pigliate e andate via, ma non lo fate, perché siete voi stessi che siete lì. Il signor Conte, che tu disprezzi eccetera, stai reggendo con i soldi di Conte di tutte le opere che si stanno facendo, compreso Salvinuccio, il recovery fund. Quindi Conte, ve lo dovete mettere in testa, e io sono orgoglioso di averlo votato, vi ha portato 200 e passa miliardi e non mi dite che alla fine sono soldi da rimettere. Li state utilizzando, se no eravamo in depressione. Grazie. Ringraziamo Conte. Se non ci fosse stato Conte, ragazzi. C'è anche un messaggio audio, sentiamolo. Ma io francamente non mi straccio le vesti per il tetto dei 240.000 euro saltato ai dirigenti pubblici. Loro hanno una grossa responsabilità, quindi anche 300.000 al mese. Va bene anche quello, però se sbagliano, via, fuori. Non spostarli in un altro Parliamo dei magistrati, posto, magari premiandoli, aumentandogli lo stipendio, come è stato fatto finora. Sbagli, io ti pago, ma se sbagli sei finito. È vero, è un'altra chiamata, dai, 0292947222. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, telefono da Como. Prego. Niente, io volevo ritornare sul discorso dei casini che sono successi
diciamo, la sinistra ha sempre protetto i delinquenti, non per niente il caro Bertinotti ha intitolato una sede nel Parlamento a Giuliani. Il sindaco di Roma ai lavativi gli ha promesso l'aumento di stipendio e chi occupa le case gliele dà a gratis. Dunque non ci dobbiamo lamentare che la sinistra protegge i delinquenti. Poi sul fattore della von der Leyen, l'America ha sempre comandato l'Europa, ci ha fatto mettere le sanzioni sulla Russia, ci ha venduto il gas con il piazzista che è venuto qua con la valigetta 24 ore, ci ha venduto il gas a 10 volte il costo. Noi continuiamo ad ascoltare quel coglione di Zelensky perché è avido di soldi, lui del suo popolo non gliene frega niente, ma è avido di soldi. Dunque gli continuiamo a dare le sanzioni alla Russia. Ricordiamoci che l'economia va dove guadagna, non dove perde, e prima o poi dalla Russia ritorneremo. Grazie. Ringraziamo anche questo ascoltatore. Andiamo di frettissima. C'è ancora una chiamata sul filo del rasoio. Pronto? Sì, pronto? Ciao, sono Gino. Cerco di essere breve. E prima di tutto la mia totale solidarietà alla famiglia ebraica aggredita a Milano con l'autogrill. Quelli sono dei vigliacchi, degli sporcaccioni, quella gente non vale nulla, non vale. E poi anche su Israele, che tanti attaccano per mezzo di Netanyahu, perché non ci raccontano in questi anni hanno avuto tanti miliardi di sovvenzioni, cosa hanno fatto? Hamas ha costruito con tutti quei soldi tutti quei bunker sotterranei e ora ci parlano della fame, che non hanno i soldi, non hanno qua, e i bambini sì, fanno pena, anche i bambini fanno pena, però questa è la verità. Hamas è un gruppo di terroristi, sono loro che devono essere sconfitti. Grazie caro, e viene il dubbio in effetti che i soldi poi che diamo vadano ad Hamas, viene qualche dubbietto. Sto per andarmene, non metto il jingle, ma vi ricordo che oggi martedì 29 luglio a Marina di Pietrasanta, al caffè della Versiliana, arriva il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, ore 18:30. Se preferite, domani 30 luglio alle 18:30, anguriata della Lega Milano, via Saponaro 6 Milano, serata punto Lega, poi alle 21 in via Vespri Siciliani, sempre domani, mercoledì 30 luglio a partire dalle ore 21. C'è Alessandra Locatelli oggi in Calabria alle 10, un incontro istituzionale a Catanzaro, cittadella regionale. Questa sera alle 18:30 incontrerà l'associazione I Girasoli della Locride. L'ultimo evento da non scordare, e sicuramente non potete mancare assolutamente al festone della Lega che c'è sul lago. Questione di giorni e poi arriva la festa provinciale della Lega a Colico, 1 e 2 agosto, Palalegnone, Viale Padania, 1 e 2 agosto al Freschetto del Lago, con la festa della Lega di Colico a 2 passi da Lecco e dalla Valtellina. Da Semmivarin è tutto, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 8:30. Avete ascoltato la rassegna stampa.